Oggi il premier incaricato Cottarelli presenta la lista dei ministri, ma senza fiducia si torna al voto. Attacchi di Lega, Movimento 5 Stelle a Mattarella, il PD lo difende, manifestazioni in arrivo. Ieri il nostro sondaggio, i telespettatori bocciano la decisione del Capo dello Stato. Crack Veneto Banca, un gruppo di 300 investitori accusa Banca Italia di mancata vigilanza nel 2013, pronti a fare causa all'istituto. Sulla terribile fine della 17enne friulana rapita a Tai di Cadore 43 anni fa e poi fatta sparire, nuovi inquietanti scenari, il delitto potrebbe essere collegato al mostro di Firenze. 57enne trevigiano si presenta al posto di lavoro armato di pistola minacciando 3 ex colleghi che sarebbero stati responsabili del suo licenziamento, l'uomo arrestato. Paura alla Gazzera, Mestre 72enne aggredita da un uomo con uno spray in faccia e derubata della borsa e del bracciale davanti alla nipotina. 2 minorenni vicentini indagati per estorsione hanno vessato un 14enne minacciato di pestarlo se non avesse consegnato loro foto della sorella nuda. Il 3 e 4 luglio Zucchero suonerà in piazza San Marco a Venezia, il sindaco Luigi Brugnano svela i retroscena della organizzazione del doppio evento. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è in primo piano, inevitabilmente la politica e quanto sta accadendo a Roma in queste ore, una giornata di alta tensione ieri e oggi il premier incaricato Cottarelli dovrebbe presentare fra poco in giornata comunque la lista dei ministri, per questo di fatto governo tecnico che però se non avrà la fiducia come sembra porterebbe tutti quanti al voto dopo agosto. È stato già uno scenario come dire, preparato, uno scenario già ipotizzato dallo stesso Cottarelli nel suo discorso di ieri. Intanto anche in Veneto le piazze si dividono sulla scelta del Capo dello Stato e il suo veto sull'ipotesi di ministro Savona che ha fatto saltare di fatto il banco e quindi manifestazioni come sappiamo sono organizzate dal PD il 1° giugno a livello nazionale e dal Movimento 5 Stelle invece il 2 giugno, manifestazioni contrapposte, mentre in Lombardia i sindaci leghisti tolgono la foto di Mattarella dagli uffici e si tratta di capire se verranno seguiti da altri primi cittadini del Carroccio anche in Veneto. E poi ieri sera noi abbiamo anche chiesto a voi telespettatori nei nostri telegiornali un parere sull'operato di Mattarella, sulla scelta di Mattarella e guardate cosa avete poi deciso nel nostro sondaggio. Sentiamo. Si schierano con Lega e Movimento 5 Stelle i telespettatori di Antena 3 nel sondaggio lanciato ieri sera dalla nostra emittente dopo l'addio al governo proposto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La netta maggioranza incolpa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per l'82,6% di coloro che ci hanno chiamato per esprimere il loro parere, il Capo dello Stato ha sbagliato a rifiutare il Ministero dell'Economia a Paolo Savona e a bloccare così l'avvio del nuovo esecutivo. Solo il 17,4% ritiene invece che abbia svolto correttamente il suo ruolo. Un campione vasto, 3.335 chiamate nell'arco di 2 ore. Oggi il Presidente del Consiglio incaricato, Carlo Cottarelli, dovrebbe presentare la lista dei ministri, ma senza fiducia in Parlamento, per la quale non ci sono i numeri, si andrà nuovamente a votare dopo agosto. Una situazione di profonda crisi politica ed economica. Lo spread, notizia di poco fa, ha raggiunto la soglia dei 320 punti come non accadeva dal 2013. La borsa è in caduta libera, ma un eventuale default, sottolinea lo stesso Premier in pectore, è improbabile. Il fine settimana vedrà in piazza a Roma per protesta in occasione della festa della Repubblica i militanti grillini mobilitati da Di Maio. Il giorno prima sarà il PD invece a scendere in strada in difesa dell'operato del Quirinale dopo averlo fatto sui social. Io il mediano del fronte degli antifascisti, dice Matteo Renzi. Intanto alcuni sindaci leghisti in Lombardia dopo l'appello del loro partito hanno rimosso la foto di Mattarella dagli uffici municipali. Scontro istituzionale senza precedenti, ormai si è detto da giorni. Ieri a Ring, nel nostro talk show del lunedì, la politica alle corde, si è parlato ovviamente di questo e i contrasti si sono replicati ovviamente da parte di chi come il PD difende l'operato di Mattarella e chi invece come Movimento 5 Stelle e Lega attaccano quanto scelto da Mattarella. E allora vediamo un estratto proprio dalla trasmissione di ieri in cui Simone Scarabelli del Movimento 5 Stelle parla della, per lui, inutilità di questo governo che non avrà la fiducia, ma anche sul fronte della ipotesi elezioni molto concreta un Dimitri Culin, parlamentare
deputato della Lega Nord, che parla di una eventuale alleanza al voto con il Movimento 5 Stelle, solo una velleità o qualcos'altro. Sentiamo. Io sono uno spirito abbastanza rivoluzionario e uso abbastanza, che sarebbe anche restrittivo, e quindi non mi troverei affatto male a dialogare con i 5 Stelle. Sono decisioni però politiche, puramente politiche, che vengono fatte dalle segreterie di partito ai massimi livelli, però personalmente la mia indole guarda con simpatia. Quindi se Salvini la chiama domani, insomma, Dimitri, come la vedi tu in Veneto, Treviso? Beh, è lui che ha in mano tutta la strategia politica. Ma noi sul territorio abbiamo sempre ragionato e siamo trovati bene ragionando con il centrodestra. Amministrare però a livello locale è una cosa, e andare a governare dove puoi incidere davvero su quello che è un cambiamento delle regole per tutti, dei rapporti internazionali, e davvero dove puoi incidere ad altissimi livelli, è stuzzicante. Adesso più passa il tempo più sono incredulo, perché proprio non vedo una strategia di una persona con quell'esperienza come ha Mattarella, che veramente, cioè, più passa il tempo più non c'è nessuna logica. Cioè, tu mandi a casa un governo politico, una maggioranza parlamentare che è confermata da una maggioranza reale, per nominare un governo puramente tecnico che non avrà la fiducia e quindi non riuscirà a fare niente. E poi ovviamente ci sono le categorie economiche che hanno come primo diktat quello della stabilità. Abbiamo raccolto ieri le loro impressioni sul quanto sta accadendo a Roma. Un coro unanime si solleva fra le associazioni di categoria. Abbiamo bisogno di stabilità. Lo stupore per quanto sta accadendo a Roma è tanto. Non lo nasconde la presidente di Unindustria a Treviso, Maria Cristina Piovesana. Effettivamente nessuno si aspettava questo. Ora noi sapete che i mercati vivono comunque di fiducia e di stabilità, perciò noi riteniamo che oggi sia necessario che da parte del Parlamento legiferi, lavori affinché ci sia una legge elettorale che effettivamente non ci ponga più in una situazione di questo tipo, dove a onor del vero siamo senza governo, insomma, da circa un'ottantina di giorni. Noi siamo fortunati perché viviamo in un territorio dove le esportazioni vanno molto forte ed hanno trainato l'economia, spiega Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato, ma rimane aperta la partita dei consumi e solo la stabilità può farli ripartire. Bisogna lavorare continuo perché si torni alla normalità. Noi adesso ci preoccupiamo dell'impatto che questa cosa ha necessariamente nei mercati internazionali, perché è chiaro che poi lo spread e i mercati e quant'altro, no? E ciò però nessuno si preoccupa purtroppo delle conseguenze psicologiche che crea nel comportamento delle persone, perché le persone normali vorrebbero vivere in un paese normale dove queste cose succedono, perché fanno parte della democrazia, le questioni dialettiche politiche, no? Perché altrimenti sarebbe una dittatura. Però alla fine ci deve essere sempre una visione di bene comune che mi pare in questi ultimi tempi non ci sia. L'economia ha bisogno di un governo, dice il presidente di Confcommercio Renato Salvadori. Mi pare però che si stia creando una divaricazione fra chi giustamente cerca la raccolta del consenso e ci può stare, e chi invece deve preoccuparsi della gestione della qualità di vita di 60 milioni di abitanti che sono gli italiani che stanno all'interno di questo territorio, di questa nazione. Io non so quale sia la soluzione giusta, mi chiedo fino a quando potremmo continuare a giocare con il fuoco come se l'economia potesse reggere all'infinito situazioni che invece hanno bisogno di governo. E un riflesso ovviamente che riguarda il Veneto, riguarda i tanti risparmiatori messi sul lastrico dal crack delle popolari, perché ricorderete il primo incontro al di fuori della politica dell'ormai ex premier incaricato Giuseppe Conte era stato con le associazioni dei risparmiatori rovinati delle crisi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, e ora le sue rassicurazioni ovviamente cadono nel vuoto. Insieme al governo di Lega e 5 Stelle sfumano le garanzie fornite dall'ex premier incaricato Giuseppe Conte ai risparmiatori rovinati dal crack delle popolari venete.
Le associazioni che li difendono avevano accolto positivamente l'impegno a erogare quanto prima i risarcimenti previsti dal fondo istituito dal governo Gentiloni. Ora si torna all'incertezza con la spada di Damocle dei crediti protestati, sospesa su centinaia di aziende. Il problema sta in questi termini. Ci sono imprese che hanno avuto degli affidamenti costrette o indotte a comprare delle azioni che oggi non hanno valore, quindi questa garanzia si è sgonfiata. A fronte di questa perdita di garanzia, la banca intesa in questo caso, tende a chiedere rientro. Senza una rapida erogazione dei fondi, ricordano dal Codacons, potrebbero scattare i pignoramenti che bloccherebbero l'attività di queste aziende, un'eventualità da scongiurare ad ogni costo. Abbiamo chiesto, di concerto anche con la Regione, che chi avanza dei soldi dal fondo non possa essere oggetto di esecuzione, perché fino a quando il fondo non gli restituisce i suoi soldi, lui non è in grado di soddisfare il fido per il quale viene fatta l'azione, il decreto ingiuntivo. L'appello è ai prefetti del Veneto perché attraverso una loro mediazione si giunga a un accordo in attesa che i risarcimenti vengano effettivamente pagati. La richiesta delle associazioni è quella di una moratoria sui decreti ingiuntivi. Tutti coloro che avanzano soldi dal fondo come da domanda presentata potranno avere la sospensiva del decreto ingiuntivo in attesa che il fondo accrediti i soldi. In questa maniera non c'è nessun fido da creare, nessuna garanzia fidi, nessuna disponibilità di risorse, perché l'operazione è di semplice sospensiva del decreto. Arrivati i soldi dal fondo, con quei soldi si paga il decreto. E intanto sul fronte del crack di Veneto Banca, un gruppo di 300 circa investitori, e chiaramente poi truffati o finiti in rovina, danneggiati diciamo così da quanto accaduto, accusano adesso Banca Italia di mancata vigilanza nel 2013. Una causa contro Banca Italia. Sono circa 300 gli investitori che accusano Via Nazionale di mancata vigilanza nel 2013, quando la ex Popolare sarebbe stata già insolvente. I faldoni dell'inchiesta da Roma sono già arrivati a Treviso nelle mani del sostituto procuratore. Tante storie, persone che hanno perso tutto, i risparmi di una vita. Fra loro anche un imprenditore di 80 anni, trevigiano, che aveva cercato di vendere le azioni prima del disastro finale, ma glielo impedirono, convincendolo a mantenerne per la maggior parte. Salvò solo quelle di cui riuscì a sbarazzarsi. Altri hanno perso tutto. Ora la nuova azione contro Banca Italia, una manovra che potrebbe puntare su Banca Intesa. I 300 trevigiani intendono infatti citarla in sede civile per chiedere il risarcimento. Si torna in tribunale, una speranza a cui gli investitori si stanno aggrappando con tutte le forze. Allora la pagina della cronaca e torniamo a parlare del caso di Rossella Corazzin, la 17enne friulana scomparsa 43 anni fa a Tai di Cadore. La settimana scorsa le terribili, scioccanti rivelazioni di Angelo Izzo, uno dei mostri del Circeo, proprio sull'assassinio della ragazza. Adesso proprio ancora delle sue parole portano in causa anche Francesco Narducci, uno dei personaggi, uno dei nomi collegati al mostro di Firenze. Rivelazioni shock che hanno dato almeno in parte delle risposte alla sparizione 43 anni fa di Rossella Corazzin, la 17enne di San Vito al Tagliamento, rapita a Tai di Cadore e poi violentata ed uccisa sul lago di Trasimeno. Il corpo della ragazza non fu mai trovato. A dare i particolari di quanto accaduto quel terribile giorno, Angelo Izzo, uno dei responsabili del massacro del Circeo, ed è sempre lui che punta il dito su un altro nome, non uno qualsiasi, ma quello di Francesco Narducci, il medico legato in qualche modo al mostro di Firenze. Anche lui, secondo Izzo, partecipò a quel terribile omicidio. Rossella, che era in vacanza con la famiglia, nella sua strada ha incontrato dei mostri che la rapirono, la intontirono con il cloroformio. Narducci bazzicava spesso a Cortina, un dettaglio non irrilevante, perché Rossella, prima di sparire, confidò ad un'amica di aver conosciuto un ragazzo che si faceva chiamare Gianni e diceva di essere uno studente di medicina. Il sospetto è che quel giovane fosse proprio Narducci. L'aveva incontrata, lei si fidava di lui e lui l'ha fatta cadere nella trappola mortale. Ora gli inquirenti dovranno prendere in mano queste dichiarazioni e capire cosa accade realmente a Rossella. A Treviso adesso nella Marca trevigiana con un 57enne di Spresiano che nel pomeriggio di ieri si è recato su quello che ormai era il suo ex posto di lavoro, visto che era stato licenziato
poco prima, si è recato nel posto di lavoro usando una pistola calibro 7,65, ha minacciato 3 ex colleghi accusandoli del suo ingiusto licenziamento. Fortunatamente non ha dato seguito a queste minacce, è poi scappato ed è stato rintracciato nella sua abitazione dai carabinieri che lo hanno poi arrestato. Nella sua abitazione sono stati trovati altri 26 proiettili detenuti illegalmente. E adesso a Mestre con il caso di una anziana di 72 anni che viene aggredita con lo spray in faccia, lo spray urticante, e derubata sotto gli occhi della nipotina. Ci racconta questa vicenda dalla Gazzara, da Mestre, Anna Maria Parisi. Anna Maria. Sì, buongiorno dalla Gazzara, dove regna letteralmente la paura tra i residenti in merito a quanto accaduto pochissimi giorni fa ai danni di un'anziana, una residente del posto. Doveva essere per lei una passeggiata ristoratrice al parco con la nipotina, ma per l'anziana, una 72enne della Gazzara appunto, la passeggiata si è trasformata in un incubo da arancia meccanica. È sabato pomeriggio al Bosco del Picchio alla Gazzara, appunto, quando la pensionata in compagnia della nipotina è stata avvicinata da uno sconosciuto con una scusa qualsiasi, sconosciuto che le ha spruzzato al volto dello spray al peperoncino, e in quel momento, proprio nel momento in cui l'anziana si è portata le mani al volto per cercare di trovare conforto agli occhi, il rapinatore è stato più lesto di lei, le ha strappato con violenza la borsetta dalla spalla e pure il braccialetto d'oro che portava al polso. La rapina davanti alla piccina in evidente stato di shock, come hanno testimoniato poi alcuni passanti. L'anziana è stata subito soccorsa e portata all'ospedale dell'Angelo per le medicazioni del caso. Ora indaga la polizia, che secondo le testimonianze l'aggressore sarebbe un uomo sui 30 anni d'età circa, con una corporatura media e forse di nazionalità italiana. E per il momento dalla Gazzara è tutto, linea allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. Adesso a Vicenza invece, dove il nostro Federico Fusetti ci racconta una terribile vicenda di 2 minorenni indagati per estorsione nei confronti di un ragazzino di 14 anni. Federico. Buongiorno da Vicenza. La Procura per i minorenni di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati 2 ragazzi di 16 e 17 anni. L'accusa è quella di estorsione. I 2 minorenni infatti si sarebbero comportati nei confronti di uno studente vicentino di 14 anni in maniera aggressiva, ma soprattutto con atteggiamenti da bulli. Il ragazzo, che frequenta lo stesso istituto, poi alla fine ha avuto il coraggio di denunciare il 16enne e il 17enne. Infatti i 2 lo avrebbero preso di mira, scherzi, minacce pesanti, sempre più pesanti, e in cambio hanno chiesto al 14enne soldi, pochi spiccioli che il ragazzo aveva con sé, altri oggetti come un gioco elettronico ed altro, e addirittura in un caso avrebbero minacciato di picchiarlo se non avesse spedito loro una foto della sorella senza vestiti. E questo ragazzo poi alla fine ha mandato loro, secondo la ricostruzione del tribunale, una foto della ragazza in costume da bagno. A quel punto, insomma, con il limite ormai di sopportazione arrivato al massimo, il ragazzo ha avuto il coraggio di denunciare i 2, e da lì sono partite le indagini fino ad arrivare all'iscrizione nel registro degli indagati del 16enne e del 17enne. Per il momento da Vicenza è tutto, linea allo studio. Grazie a Federico Fusetti, noi ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. La cronaca ci porta nel Padovano, a Limena, con l'incendio alla Elbi. Torniamo a parlare del rogo devastante. Sono tornati al lavoro i dipendenti dell'azienda dopo l'incendio che ha interessato l'impianto fotovoltaico del tetto, e intanto, in attesa di comunicazione ufficiale da parte dell'ARPA, il sindaco ha invitato i cittadini che vivono nel raggio di 1 chilometro a non usare la verdura degli orti.
Il giorno dopo l'incendio che aveva messo in apprensione i cittadini di Limena l'allarme non è ancora del tutto rientrato e il sindaco invita parte dei residenti a non usare la verdura coltivata nei loro orti. Sono passate da poco le 14 di lunedì, quando la colonna di fumo, visibile anche da Padova, aveva fatto accorrere sul posto il sindaco Giuseppe Costa, che per circa 2 ore aveva invitato tutti i cittadini a chiudere porte e finestre delle case, invito esteso anche alle scuole. L'ordinanza era rientrata nel tardo pomeriggio, quando le fiamme sviluppate sull'impianto fotovoltaico del tetto, probabilmente per un cortocircuito, erano state domate dall'intervento di 8 squadre dei Vigili del Fuoco. Le attività sono riprese nell'azienda termoidraulica di via Buccia, i danni in via di quantificazione. Continueranno per tutta la giornata invece le campionature dell'ARPAV, che eseguiranno ulteriori sondaggi anche nel terreno e dovrebbero dare riscontri al comune in serata. Nel frattempo, per prudenza, il sindaco ha invitato tutti i cittadini che vivono nel raggio di 1 chilometro dalla Elbi a non raccogliere e mangiare la verdura coltivata a terra. Salgono a 4 gli indagati per l'incidente che, lo ricorderete, vide coinvolto un mezzo della nettezza urbana provocando una vittima a Padova. Sono 4 gli indagati per l'incidente nel quale il 17 marzo dell'anno scorso perse la vita un 58enne di Teolo, colpito dal braccio stabilizzatore di un camion di Acegas APS che aveva centrato 4 automobili che procedevano nel senso opposto di marcia in via Vigonovesi a Camin, provocando anche 2 feriti. Al camionista di Piove di Sacco si sono aggiunti altri 3 dipendenti di Acegas APS. Il reato ipotizzato è di omicidio colposo e lesioni. Il pubblico ministero dovrebbe formulare la richiesta di rinvio a giudizio nei prossimi giorni. Ancora un fronte di crisi del lavoro, siamo sempre nella provincia di Padova con 91 dipendenti di una delle ditte più grandi di imprese edili della provincia che ora rischiano il posto di lavoro. 90 dipendenti appesi ad un filo perché da parte dell'azienda c'è solo una dichiarazione che riguarda la dismissione della divisione edile. Nonostante i timidi segnali di ripresa economica, la provincia di Padova continua a vivere situazioni difficili. L'ultimo fronte di crisi del lavoro è quello che si è aperto alla FIP industriale di Selvazzano, una grossa realtà in campo edile specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi antisismici, che ha lavorato tra l'altro anche al MOSE, il sistema di dighe mobili di Venezia. Nel settore edile non manca la ripresa, quello che manca probabilmente all'interno della FIP industriale è il management, che negli ultimi anni si è fatto un po' desiderare, quindi le scelte che sono state fatte non sempre sono state delle scelte che hanno portato a dei risultati buoni. Nonostante la ripresa del mercato dei lavori pubblici, 91 famiglie vivono col fiato sospeso. Gente che ha dato molto alla FIP, perché io ricordo sempre che le imprese non crescono solo con il management eccetera, ma crescono soprattutto con la professionalità degli operai e degli impiegati in questo caso, per cui è gente che ha famiglia da poco, gente che magari dovrà farsi una famiglia, gente che ha già una famiglia che magari è vicina alla pensione e che dopo tanto tempo che ha lavorato in FIP oggi si trova in questa situazione purtroppo di incertezza. L'azienda non fornisce risposte soddisfacenti, denunciano i sindacati, e i lavoratori sono messi in difficoltà dal non più regolare pagamento degli stipendi. Nessuna garanzia né per quanto riguarda una continuità occupazionale presso aziende che potrebbero rilevare tutto o in parte quello che riguarda la divisione edile, ma soprattutto quello che riguarda anche la continuità stessa dei cantieri, perché in questo momento questi lavoratori sono impegnati in cantieri importanti di opere pubbliche che la FIP sta realizzando. Cresce, adesso cambiamo argomento, cresce l'attesa per le 2 date di Zucchero che sarà il 3-4 luglio in piazza San Marco a Venezia, quindi in una cornice molto particolare per il 2 date del suo Best Tour. Il sindaco Brugnaro svela come si è arrivati a questo doppio appuntamento. A Capodanno eravamo a cena con Zucchero, abbiamo parlato con lui e ho detto sarebbe un grande piacere a un livello del genere farlo venire a Venezia e lui ha accettato. Le 2 date in Italia sono un grande piacere, è un omaggio che Venezia fa a Zucchero e che io ritengo Zucchero faccia a Venezia. Il primo cittadino di Venezia svela il retroscena dell'incontro con Zucchero, Sugar Fornaciari, un abitué del capoluogo lagunare, l'intesa immediata per l'organizzazione in piazza San Marco di 2 tappe del Best Tour, il 3 e 4 luglio, le uniche italiane della tournée mondiale. Un concerto seduto, sarà tutto quanto assolutamente, non è un concerto che si lascia la piazza
a chi vuol venire, deve essere ovviamente presente, deve avere il biglietto per entrare. Abbiamo fatto una cosa assieme anche ai commercianti della piazza, per cui ognuno sarà tutto seduto il concerto, sarà un concerto diciamo molto fine. Massima l'attenzione sul fronte della sicurezza, l'affluenza del pubblico in piazza sarà rigorosamente monitorata e per entrare nell'area del concerto gli spettatori e i varchi dovranno esibire i ticket che sono già in vendita nei circuiti tradizionali. Con il Best Tour dei Zucchero nel salotto buono della città ritorna la grande musica pop rock. Possiamo dire che comunque si riapre una nuova stagione della grande musica in piazza San Marco? Sì, siamo persone che selezionano, piuttosto che come si faceva una volta andava ben tutto, noi abbiamo pensato che nei nostri salotti buoni, piazza Ferretto e piazza San Marco, decidiamo noi chi viene. E abbiamo deciso che in piazza San Marco Zucchero sta bene. Siamo in chiusura, vi ricordo fra pochissimo ore 13, oggi è martedì, quindi si parla di salute, un tema molto particolare come la chirurgia maxillofacciale. E poi questa sera 20:10 continua il nostro viaggio tra i candidati sindaco di Treviso e questa sera avremo Domenico Lo Sappio, candidato del Movimento 5 Stelle appunto al ruolo di sindaco del capoluogo della Marca. A 20:10 è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Anticiclone Scipione ferito da correnti instabili. Vediamo il dettaglio di martedì 29 maggio. Sul Veneto al mattino qualche temporale sui monti, meglio altrove dove sarà più asciutto e soleggiato. Col passare delle ore acquazzoni in estensione fin verso le pianure e dunque possibili un po' ovunque. Migliorerà entro la nottata. Le temperature minime risulteranno essere comprese tra 17 e 20 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 28 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà instabile un po' ovunque con rovesci e precipitazioni temporalesche su tutti i settori, via via più diffuse nel corso del pomeriggio, ma anche in questo caso migliorerà entro la nottata. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 28 gradi circa. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, situazione del tutto simile. Sarà infatti molto instabile, con temporali fin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Fenomeni comunque in cessazione già entro le ore serali. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 19 gradi, le massime invece risulteranno essere comprese tra 24 e 27 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci!